Allora, eccoci qua di nuovo, Desiree. Bentrovati, Io devo bentrovati. sempre ringraziare veramente Dio che ce l'ho vicina a Desiree, perché per me lo so, grazie, è una grazie. cosa... Che cosa sai? No, dico, stavi facendo... Che dice, lo so, Che stavi tu devi facendo? dire grazie, Ah, devi dire sei grazie. gentile, no? Che già sai che sei... No, ma lo so Dai, perché amore. chi ti sopporterebbe a te? Ho Cioè, capito. voglio dire, meno Va. male che ci sono Non io. ti preoccupare. Che ti cosa? preoccupare, non ti preoccupare. Che cosa? Appena vieni a casa da mia mamma e cominci Ma con i quella tua discorsi. mamma, ma smettila. Vediamo, sì, ma smettila. Ha preso la pensione tua mamma? Ecco, è venuta fuori l'arpia! Avete visto l'arpia? Gli regga il gioco, non è vero? Allora, Scusami, dai. Mamma mia, ragazzi, vabbè. Adesso Ciao, c'è la cosa delle telecamere, la camerina, la camera dell'altro e adesso poi quella, capito? Perché se no non si inizia, ormai lo sapete, se no non si inizia lo zio Gianni, che Guardate oggi che ti devo oggi dire è sereno, Mi pare sì, sereno. è più colorito oggi, Veramente, mi pare sereno. Stanotte l'ho sognato e mi parlava di te. E che diceva? Ma state sereno? Ma è sempre questa mania, eh? Cioè come, questa maniera? Cioè cosa intende lui per questa maniera? Ma sembri questa mania, che pare testa all'aria. Che sembro? Testa all'aria. Testa all'aria, a ma me, zio dai, zio su, Gianni, dai, non mi sembra un complimento. Non è un complimento. Non mi sembra dai. un complimento. Allora, oggi di che parliamo? E che ne so? Parliamo di carne macinata in genere. Con la carne macinata cosa si fanno? Le polpette. Le polpette. Vabbè, tu sei una che fa polpette ogni tanto, è vero, dai. Però diciamo non ne che, faccio polpette. diciamo Non che ne faccio polpette. facciamo delle polpette che devono avere qualcosa di non dico particolare. diverso, ma le presentiamo diversamente. Perché tanto certo. sono presentate. Trità, E bisogna lo vedere abbiamo come le fatto fai. in 10.000 modi. Allora, cominciamo e facciamo. Sai che ti preparo? Dai. Ti preparo un giro tondo di patate e polpette. Giro tondo. Ti piace questo giro tondo? Sì. Mi dai quel maiale? Quel macinato di maiale? Prendiamo questo macinato di maiale e lo catafottiamo qua Sì, e ci mettiamo dentro. Una forchetta me la dai? e certo. Ci mettiamo dentro un uovo, così, e voilà. E Metti qua, lo guarda. metto qua. Poi ci mettiamo dentro del parmigiano, il nostro parmigiano, perché Senti, mi sai dire qual è la proporzione più o meno? Quanto macinato è? Questo sarà allora, mezzo questo chilo? siamo quasi 600 grammi di macinato, va bene, un uovo, poi aggiungiamo anche del pangrattato. Ma perché mi vengono secche le polpette, asciutte Perché proprio? usi maiale che è a dieta, capito? No, ti vengono secche perché è sbagliata la proporzione tra le polveri, per polveri si intende il pangrattato e il parmigiano, va bene? Questo è il motivo, capito? Poi per esempio una frittura eccedente e poi c'è un segreto nelle polpette. E qual è che il era di segreto? mia Dai, nonna dimmelo. E di mia mamma. E dimmelo. E aggiungere un poco di olio. Ah, nell'impasto Capito? E proprio? nell'impasto l'olio dà un po'. Ma senti, alcuni mettono il latte, o sbaglio? Sì, anche io non lo metto mai perché non c'è Non ti motivo. piace? No. Mi dà un cucchiaio. E questo abbiamo fatto un trito di SCC, Ok. che non è una navetta Sedano, crociera. carota e cipolla. Perché questo? Perché andiamo a dare un aroma, io lo uso molto questo Sì? nelle polpette. Il trito. Adesso c'è qualcuno che si arrabbia se uso le mani, se no non No, ce queste ne con le andiamo mani più. bisogna farle, Ok, certo, dai. sono d'accordo. Facciamo così e stiamo impastando. Tutto è pronto quando vediamo che si sono Amalgamati tutti gli ingredienti. tutti gli ingredienti. Ok, ci siamo quasi. Lo senti il profumo? Glielo dice alla Lo persona? sai, no, lo stavo dicendo, sai, perché alcuni mettono un po' di cipolla. Io ho messo il trito proprio. Però il trito veramente, sì, è vero, effettivamente sprigiona un buon odore. profumo, sì sì. È good profumo. Ora che cosa facciamo? Una volta che il nostro impasto è pronto, abbiamo detto che prepareremo un giro tondo di patate e polpette. polpette. Vediamo come lo giusto. fai. Dato che la puntata l'abbiamo chiamata polpetta fantasy. E guarda che ti faccio, prendiamo una bella pentola di terracotta, che in casa tutti abbiamo una pentola Io di non ce l'ho. terracotta. Io non ce l'ho. Male, molto male, perché la terracotta Sì? è È cotta, un è elemento terra. importante per certi tipi di cottura. Guarda questa bella patata. Mi ricorda lo zio Gianni la Esatto. terracotta. Certo, la faccio lo zio Gianni. È ti vero o ricordo. no?
C'ha qualcosa a che Ok, fare guarda, con lo zio Gianni. queste patate sono bollite, consiglio, le bollite del giorno prima, Ah, va bene. in modo che tengano l'amido, una consistenza bellissima. E andiamo tagliando, leviamo i pezzi, i primi, e poi facciamo così, guarda. Quindi sono tipo delle lune di patate. Esatto, delle mezze lune. Oppure le comprate già bollite? Esatto. Esistono già bollite? Ecco, hai detto una cosa, gioia mia, che in tutto il resto della Sicilia non esiste. A Palermo i nostri fruttivendoli palermitani fanno una cosa che credetemi è di una comodità Le incredibile. fanno bollite già? C'hai le patate bollite, i fagiolini bolliti, i carciofi bolliti, tutto. Per cui te li presentamelo compri, via, questo. boom, e fai. E allora andiamo a preparare questo girotondo. Mi Vai. porgi l'olio per favore? Questi li mettiamo qua. Adesso ti Vediamo un metti po' di l'olio olio. nelle mani Brava. perché così la polpetta non si appiccica. E cominciamo a fare È le tutta polpette, quella guarda. storia, l'abbiamo detto tante Cominciamo volte. a fare le polpette così e mettiamo la polpetta. E mettiamo la Ah, patata. che e carino, mettiamo la patata. guarda. E facciamo la polpetta. Quindi viene fuori una bella coreografia, bravo. E mettiamo la patata. Bello, E mi mettiamo piace, la mi piace. Ti sta a piatto? Sì, Guarda. Così. E facciamo così. E mettiamo la patata. e metti là. E mettiamo la patata. E ora tu mi dirai, Tutino, è di queste patate che facciamo? Che ne fai di queste patate? E di questo E di quello che ne facciamo? Io fai? te lo faccio vedere, mi pulisco un attimo le mani. Guarda, questa la sistemiamo così. Come? No, c'era una patata un po' storta. Hai fatto Va bene, allora. Hai fatto bene, sai, le patate storte sono Non va bene. o ti raddrizzo oppure Non devi va stare bene. attento, brava. O le facciamo bene le cose o non le Brava. facciamo. Guarda che sto facendo. Vedi, sto tagliando a pezzettini quelle patate che sono rimaste. Per il concetto che in cucina. Non si butta niente. Brava. E guarda che faccio. Prendo questo, lo metto qua. Queste patate le passo qui. Mi dai un po' d'olio? Certo. Un poco d'olio. Un po' di pan grattato. E un po' di pe di formaggio lo metti tu con un cucchiaio, con qualche Sì, cosa. dai. Di meno, di meno, di meno. Molto di meno. No, un poco di più, dai, un poco di più. Va bene, di meno, di meno, di più, di meno, dammi il cucchiaio. Questo glielo sbrazzizzettiamo qua dentro. E facciamo così, guarda. Scelgo qua. Questo qua. Questo è qua. Così. Poi ti faccio vedere una cosa molto importante. Molto importante. Mi dai il pennellino? Il pennellino se me lo dai? Grazie. Certo. Qui abbiamo un uovo sbattuto che ci servirà per diverse lavorazioni. Andiamo a brillantare proprio le patate. Così. E voilà. E dopodiché che facciamo? Lo mettiamo in forno. Brava! Quanti minuti, quanti gradi? Allora, questi Dici devono tutto, stare una dici ventina di tutto. minuti a 200 gradi, forno statico. Alla fine, per fare la doratura, mettiamo forno ventilato al massimo. Fai il così grill fa tipo, la no? doratura. La gratinatura, va bene. E le mettiamo in forno. Bene, quindi, allora, E la puntata prima dedicata lavorazione alle sta ricette. andando. La prima particolare, polpette con un impasto abbastanza interessante e poi anche questa bella coreografia, diciamo, che ci aggrada molto. La seconda ricetta cos'è? Tritato di pollo, Sì. questo di qua, e lo facciamo delle polpette in camicia. E poi ti faccio vedere come sono. Intanto prendiamo il tritato e lo mettiamo qui. Sì. Diciamo che il condimento è identico a quello delle polpette di carne. Ah, quindi fai uguale, fai con identico. sempre questo qui, il trito, giusto? Esattamente. Un uovo. Lo rompo un uovo, vuoi? Sì, Vado? vai. Aspetta, mi devo lavare le mani. Allora, perché no, quindi... aspetta. No, non lo tocco, un uovo.
Un po', no, ma chi c'aveva intenzione? Ora, Secondo me. siccome il pollo non ha un sapore No, bello forte, allora noi che cosa facciamo? bella la Ci mortadella, gli mettiamo un po' di mettiamo. mortazza, Guarda. così. Tagliamo così. Tagliamo a dadini, leviamo il fondo, anche se la pelle è levata, ma lo leviamo perché risulta duretto. Lo tagliamo molto molto piccolo. vedi? Bella, quasi quasi una brunoise, quasi quasi uno Esatto, zest di mortadella. Zest di mortadella. Uno zest di Sì, perché la mortadella, mortadella guarda. ha la buccia, per cui mettiamo. Bello, bello, bello. Ecco fatto. Quindi, tritato di pollo, trito di carota, sedano e cipolla. Hai messo anche il prezzemolo qua, per Sì, caso? lo stesso condimento di E quello. prezzemolo, l'uovo, trito Ok. di mortadella e adesso cosa metti? Il pan grattato. grattato. E quello pure il parmigiano? Sì, certo. Un po' di sale, mentre l'altro era... Aspetta. Vado io? Sì, Vuoi? vai, Così? sì. Così va bene? Sì, Così? perfetto, perfetto. Ok. Un altro pochino. Un altro po'? E mi porgi il sale? E un po' di sale. Yes. Vai. Non so quanto gliene hai messo, ma penso che un altro poco glielo mettiamo. Così. E creiamo questo Ok. impasto. Questa la riposiamo qui. E creiamo questo impasto. E creiamo questo impasto. Così, dai. Interessante questo impasto, eh? Eh? Sempre quella cipolla ci dà. E anche la Con mortadella. la spintarella e la mortadella mortazza. bella spinge, ammutta proprio che è un piacere. Poi Eccoci qua, ci siamo quasi. E ora passiamo all'altra lavorazione. Perché dobbiamo incamiciare queste polpette. e come si fa? E si fa così. Prendiamo questo pane in pasta che abbiamo fatto prima, che è la Sì. mezza brioche che l'abbiamo fatta vedere Tante tantissime volte, ma poi sempre alla Ma fine alla della fine- nostra puntata troverete la ricetta, tutte con le gli dosi. ingredienti, le dosi. E comunque Possiamo vederla dove? su Sicilia Play, il nostro Brava, canale YouTube, brava. che lì potete fare rec e Tutto pausa, quello che rec e volete. pausa. Ora, facciamo così. Mi serve questa, che la mettiamo così, guarda. Bello, bello. Sì, e andiamo a fare delle palline. Facciamo delle palline così. Fai delle palline e allora, mentre tu fai le palline, Sì. andiamo in pubblicità. Va bene. Ma torniamo tra pochissimo. Consigli per i Dobbiamo consigli. vedere le polpette incamiciate, cioè ma proprio gliela metti tu, come Sì, la fai? sì, ora te lo faccio vedere. Camicia? Consigli per i polpetti. Di lino? Polpetti per i consigli. Consigli per i consigli. Consigli per i polpetti. Hai visto di preparare l'impasto? Ho cosa visto, fatto? delle palline hai fatto. Adesso dobbiamo incamiciare queste polpette di tacchino. Dai, Di facci tacchino vedere. di pollo. Facciamo così. Schiacciamo questa così, prendiamo un mattarello e andiamo ad aprirla così. 1, 2, 3. Vedi, diamogli una forma ovale. Ah, più o meno vale, ok. Ok, lo allarghiamo un attimino di qua, così, più rotonda che ovale, hai ragione. E dopodiché guarda che facciamo, prendiamo questa bella provola, prendiamo un coltello longo, tagliamo una striscetta di provola non molto grossa e la mettiamo così, guarda. Prendiamo un poco del composto e lo mettiamo qua, così. Vedi, gli diamo un po' questa forma Così. conineana. un po'. Conineana. Sì, conineana. Mi che vuol porgeresti dire l'uovo che conineana? devo brillante? Conineana. L'uovo devi brillantare? Faccio una chiusura così, così, così e vado a chiudere, guarda, faccio 1, 2, chiudiamo e lo abbiamo incamiciato, Ottimo. capito? Io ho già preparato una teglia dove le andiamo a mettere Hai fatto tipo una con la copertina. carta forno. Io lo so cosa vorresti dire, lo Che so. vuoi fare? Lo so cosa vorresti dire. No, lo dico. Sì, ma lo so cosa vorresti dire.
Lo so, lo so. Mi hai detto no? Non lo No, dico. no, se lo vuoi dire dillo. No, io mi hai lo detto so. no. Allora, che hai detto assomiglia? No, io non ho detto niente. Era un eco che sentivi qua. Un rumore. Allora lo vuoi dire? Dillo allora. No, dico, però ci somigliano, A che dai. cosa? A delle cartocciate. L'ha detto, lo doveva dire, l'ha detto. Ci somigliano. L'avevo detto non lo dire, l'ha detto. Allora, detto mentre no. questo fanne una tu, dai. Dai, falla tu. No, falle una tu. Vabbè, Il è mattarello facile, ce dai. l'hai. Allora, qui c'è il mattarello. Sì. Allora, Com'è il mattarello? un po' pazzo. E com'è? Allora, sei un Anche- mattarello, sei. Faccio anch'io. Vai che ce la fai, vai che ce la fai. Aspetta, Vai Desi che ce la fai. Vai che ce la fai, Desi. Vai che ce la fai. Ok. E ti vengo anche incontro, ti ho preparato pure, Grazie. pure questo ti ho preparato. Allora, La fettina. questa è la storia. Poi la fettina messa qui così. Poi un po' di ripieno. Andiamo ad adagiare il ripieno, Bello così. 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 Mi raccomando, prima di chiuderlo, il passaggio dell'uovo è fondamentale. Dove andava l'uovo? Allora, innanzitutto qui nei bordi, così. In modo che blocchiamo la chiusura. Ok. Ok, poi fai così, guarda, 1, 2, 3, 4 Ecco. e chiudi. Chiudi, chiudi. Questa l'hai inventata tu, questa ricetta? Yes. Le polpette di pollo in camicia. Oppure Dai, Desi, dai, sì. la cartocciata Io già di ne ho pollo. fatte. Sì, sono da nuovo, Desi. No, è perfetto, È uguale, dai. guarda. Guarda, è uguale. Non si chiude bene, però. No, ecco, ti spiego perché Perché? hai sbagliato. Ecco, che la chiusura era da qui, vedi, così, questo così e questo così. Ah, tipo la rosa dei venti. Ma chi c'è già sta rosa dei venti? Non Che ne lo so. so. Vedi, siccome qui me l'hai messo un po' meno, glielo mettiamo qui, così, e l'abbiamo ripreso, dai. Brava Desira, continua, Va bene. Continua a fare quello che facevi prima di cucinare. Cioè? Niente, vai, continua. Dai, ne faccio un altro, va Fallo. bene. Non mi faccio scoraggiare da te, perché Brava, sei un po' brava, geloso, così mi secondo piace. me, delle Così mie mi capacità. piace, Quando mi riesce una cosa non mi dici mai no. Non è vero, Desiree, io è un Mai. periodo che cioè, niente, Mai. quando mi chiedono ma Desiree, diciamo Desiree, Cosa? Allora, dai. il pezzettino di formaggio, il ripieno, Questo esce bene, me lo sento, eh? dici? Sì. E sono contento per te. Guarda il ripieno, guarda, un segreto, guarda, per farti vedere. Il ripieno già lo devi conificare prima, vedi? In modo che poi la chiusura, guarda la chiusura, guarda, guarda. Prima la brillantatura perché sennò ci si apre in cottura, così, così. Ma meno male che c'è lo zio Gianni, guarda. Conificare è un neologismo che io ho inventato. Allora, Hai visto? ecco. Conifica, così non è conificato. Aspetta Così che è tipo conifico. cannolo. Ecco qua. Ecco. Dai, l'ultimo. No, di più. No, apri, no. Guardate. Questo chiudilo così, fino a qua. E questo lo stesso, di qua. Così, brava. Allarga questo un pochino e picchia così, tutto, picchia così. Picchialo. Sì, dai, picchiami. Dai, va bene, bellino. Ok, bellissimo. Guarda, brava. Sei stata bravissima.
Quindi questo tu lo chiami polpette incamiciate? Sì. Ma non lo so, non sono d'accordo. Ci batte là che Non è un nome azzeccato secondo me. come la Scriveteci nei commenti su Sicilia Play come la chiamereste questa ricetta. A Catania polpette lo so come la incamiciate di chiamerebbero. pollo? No. A Catania lo so come la Cartocciate di pollo e mortadella? Sì. E andiamo a brillantare tutta così. E che facciamo? Mangiamo. Le mettiamo al forno. Poi nella televisione non c'è la magia. Certo. E poi mentre c'è la magia del tempo che passa, capito? Noi le mettiamo in forno, andiamo a farci questa passeggiata in Toscana, torniamo e sono già cotte. Addirittura. Hai capito? E le vado a infornare. Dai, andiamo a Guarda. infornare. E li metto in questo forno, sta roba. Ok. Allora, Allora, ora diamo una pulita e usciamo i prodotti quasi pronti. Che dici? ci sono. Stiamo venendo, stiamo venendo. E ora che è tutto lindo e puro possiamo assaggiare? Siamo pronti, dai. Ma io posso assaggiare? Non lo so, vediamo, intanto prendi. Puntata dedicata alle polpette. Allora, usciamo per primo il girotondo di polpette. Girotondo di polpette, dai. Non è carino? Molto carino, molto Eh? molto carino, sì. Anche servirlo così a Assolutamente. tavola è una cosa diversa. Molto carino, esatto, sì. È anche queste bello sono- coreografico. Guarda che roba. E questa è la polpetta incamiciata. La polpetta in camicia. Sì. Per onorare la puntata, la polpetta in camicia. Dai, prendiamo questo. Attenta, non ti bruciare. Mamma mia, ragazzi, ma che cos'è? Un bijou, che cos'è? Dai. Assaggiare, assaggiare. Io non lo posso assaggiare, giusto? Te lo devo far assaggiare questa volta, dai. Assaggia. Assaggia, dai. Com'è? Com'è? No, non Buono? è troppo gonfio. Gliene ho dato un po'. Buono, buono, buono. Possiamo andare avanti? Che Possiamo andare senso? La finiamo tutta? avanti? No. Passiamo alle polpette. Alle polpette. Allora, Girotondo di polpetta. bello, un bel girotondo, Te lo veramente. prendo così. Mi dai un cucchiaio e una forchetta? Mi dai un cucchiaio e una forchetta? Porca paletta! Buono, eh? Aspetta. Ah! Prego, madonna. La polpetta, vediamo com'è. Facciamo la prova della polpetta. Sì. Ah, buona. È buona. Perché Buona, ci sì. sono polpette e polpette, eh? Buona sì. A questo punto non ci resta dopo questa Bella grandissima puntata, mangiata, bravo. sì. Bella puntata, bravo. Non ci resta altro che sono pieni, abbiamo assaggiato un sacco di cose. Particolare. Vi salutiamo Bravo. e vi diamo appuntamento alla prossima. I miei complimenti, eh? Incredibile, ragazzi. Giro tondo di polpette e patate. Teglia tonda 20 cm, 500 g di macinato di maiale, un uovo, 50 g di pangrattato, 50 g di parmigiano, 50 g di trito di sedano, cipolla, carota, 2 patate bollite grosse, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta, uovo sbattuto per brillantare. Polpette di pollo in camicia, 500 g di tritato di pollo, coscia, un uovo, 50 g di pangrattato, 50 g di parmigiano, 50 g di trito, di sedano, cipolla, carota, olio, sale e pepe quanto basta, per l'impasto mezza, brioche, 500 g di farina 0, 25 g di zucchero,
10 g di sale, 25 g di olio di semi o strutto, 25 g di lievito di birra,